Un gol di Cacciola alla Arjen Robben tiene vive le speranze del Modica di conquistare l'accesso diretto alla Serie D e restituisce ai rossoblù il dolce sapore della vittoria che mancava esattamente dal 1 successo di misura a Palazzolo in quel caso. Cade l'Avola che interrompe così una striscia positiva che durava da ben 15 giornate, cioè proprio dalla vittoria nei minuti di recupero nel match d'andata. Pasquale Ferrara deve rinunciare a Viegas, impegnato nelle qualificazioni ai mondiali con la sua nazionale Sao Principe e Tomé, oltre agli infortunati di lungo corso Mollica e Incatasciato, e lancia dal primo minuto l'inedito tridente Cacciola-Arken-Idoiaga. Nell'Avola due grandi ex salutati dal pubblico prima dell'inizio della partita, Ciro Antonio Butera e Oumar Diop. Il primo brivido è al terzo minuto. Cacciola, MVP di giornata, colpisce al volo con il piede non suo, palla di incrociare di poco sopra la traversa. Tra il minuto 11 e il 12 un sortilegio sembra incombere sul Modica. Sugli sviluppi da corner Francofonte anticipa tutti sul primo palo, ma il pallone colpisce la traversa. Un minuto dopo Arken parte in contropiede, si presenta a tu per tu con Santillo, il francese sceglie la potenza e ancora una volta vibra la traversa. È il quarto legno nelle ultime due partite casalinghe del Modica. Ci pensa Aldair a riportare il sorriso tra i tifosi di casa, raccogliendo una respinta corta della difesa volese e beffando Santillo con un preciso pallonetto. E il minuto 17 Aldair viene sommerso dall'abbraccio dei compagni. Modica 1, Avola 0. È un vantaggio effimero perché neanche il tempo di rimettersi comodi che arriva il pareggio ospite. Una carambola sfortunata su Palmisano serve a Diop un pallone d'oro per il più classico dei gol dell'ex. Bel gesto del difensore che non esulta e quasi chiede scusa ai suoi ex tifosi che lo applaudono. Il pareggio immediato stordisce il Modica, ma non carica di certo l'Avola, che dà spesso la sensazione di accontentarsi del pari. Solo al 45esimo si rivede il Modica dalle parti di Santillo e ancora Cacciola che si aggiusta il pallone e lascia partire un sinistro al veleno smanacciato dall'estremo difensore ospite in angolo. Dagli sviluppi del corner ci prova Idoiaga, ma a Santillo battuto c'è sempre il muro di Diop a salvare la propria porta. Si va negli spogliatoi con la sensazione che il Modica voglia molto di più la vittoria rispetto agli avversari. E così al quinto minuto la magia di Cacciola fa esplodere il Barone, gran tiro sul secondo palo, traiettoria imparabile per Santillo, un gol che, come dicevamo con le dovute proporzioni, ricorda quelli segnati dal grande talento olandese Arjen Robben. L'Avola prova timidamente una reazione, ma Ponte vive una giornata da completo spettatore. Al secondo minuto di recupero Montanaro, subentrato ad Idoiaga, resiste ad una carica ma conclude su Santillo in disperata uscita. E l'ultima emozione del match, vince la squadra che più ha voluto questi 3 punti. A 270 minuti dalla fine del campionato tutto è ancora possibile in questa pazza eccellenza.